come annunciato, dedichiamo oggi un'ampia pagina del nostro Buongiorno Taranto ai progetti e al futuro di Taranto, in particolare a quelli realizzati grazie ai fondi del CIS, il Comitato Interistituzionale di Sviluppo. Vediamo se una volta ci riuscirò prima o poi a dirlo come si deve. Magari mi aiuta a pronunciarlo bene il responsabile del CIS di Taranto, l'onorevole Dario Iaia, che è in collegamento con noi. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Diciamo che c'è stata obiettivamente una accelerazione, soprattutto in merito agli interventi che riguardano la città vecchia. Noi stiamo modificando il volto della città vecchia con una serie di interventi assolutamente importanti. Ieri, questa è la prima volta in cui ho modo di dirlo, non l'ho ancora comunicato. Ieri Invitalia ha giudicato la gara per quanto riguarda la riqualificazione delle mura aragonesi. È un altro intervento importantissimo per un importo di circa 6 milioni di euro che cambierà l'impatto per chi viene dal mare. Poi tenga presente che andremo a rifare i marciapiedi, verranno sostituite le ringhiere, verrà fatto un nuovo pavimento, ci saranno poi dei colpi in vetro sul pavimento, quindi l'impatto per chi viene dal mare e poi anche dal punto di vista della sicurezza rispetto alle mura aragonesi sarà importante. Una parte, tutta la parte diciamo prospiciente, il mare, la ringhiera, quindi tutta la parte frontale, diciamo la passeggiata dove ci sono anche le fermate 1-2 mi pare fermate degli autobus, il pavimento, poi chiaramente la messa in sicurezza. Quando ha detto questo mi ha stupito, quando lei ha parlato di pavimento stava dicendo qualcosa delle vetrate, cioè cammineremo un po' come diciamo i deserti americani sul vuoto? Allora sì, ci saranno delle parti in vetro strutturale, sì, che consentiranno di vedere il mare mentre si passeggia sulla camminata. Assolutamente sì, non tutto per carità, però ci sono delle parti previste dal progetto esecutivo con queste vetrate strutturali. Ok, e questo tra un po' diciamo dovrebbero partire i lavori, mi pare di capire, perché se avete giudicato la gara. Sì, è stata aggiudicata ieri la gara, sì. Wow, interessante.